Oggi, parlo in particolare dei sindaci, essere amministratori è il modo in realtà più bello e più vero di vivere la politica, perché è una politica vera, perché è una politica territoriale. Questo per me è, vi posso dire, è come mettere addirittura una medaglia in più, non di toglierne una. Pensieri e parole di Erika Stefani, l'ex ministro che diventò vice sindaco di Trissino. Un ritorno al passato il suo, un ritorno a casa con una medaglia in più, come dice lei, senatrice della Lega che qui nel suo paese, sullo sfondo delle Prealpi, ha iniziato la carriera politica. La mia promessa è di seguire con responsabilità quelli che sono l'ufficio che mi è stato delegato. Io seguirò in particolare la cultura e i rapporti con gli altri enti. E lo sanno i cittadini di Trissino mi conoscono da anni. Io ho sempre ascolto molto, penso che sia una grande qualità che devono avere i politici, cioè quella di ascoltare e accanto ad ascoltare di coinvolgere, per quello che vorrei, mi piacerebbe tanto riuscire a passare tanta passione e la voglia di stare insieme e la voglia di lavorare insieme per il paese. Sorridente Erika Stefani che vuole portare la sua passione e trasmettere la sua esperienza alle nuove leve della politica di Trissino. Ma altrettanto felice è Davide Faccio, il sindaco che convinse l'ex ministro a venire a fare la sua vice. D'altra parte il significato della politica non è il carrierismo, ma al contrario è mettersi a disposizione della collettività, cosa che oggi Erika Stefani fa senza calcoli con un gesto d'amore per il suo paese e con un atto non scontato di umiltà istituzionale. Voglio ringraziare Erika perché le aversi messo a disposizione del proprio paese gratuitamente, perché lo farà gratuitamente, è credo una bella cosa, una delle belle note che la politica purtroppo poche volte fa, e quindi grazie a Erika sono convinto che faremo ancora tante belle cose insieme.